del bus, identificate tutte le 21 vittime, tra queste anche un'intera famiglia distrutta, mamma, papà e 2 figlie di 8 e 13 anni, concesso nulla osta per il rimpatrio delle salme. Tra le vittime anche un gruppo di persone fuggite dalla guerra in Ucraina, tra queste una bimba. Erano in 8, ne sono morti 5. Il console ucraino in visita all'ospedale dell'Angelo. L'inchiesta, in queste ore l'autopsia sul corpo dell'autista trevigiano, il procuratore Cherchi: non abbiamo alcun elemento per trarre conclusioni sul guardrail, per questo ci serve una perizia. Migliorano le condizioni di alcuni dei sopravvissuti ricoverati negli ospedali, gli inquirenti sentiranno anche loro per ricostruire la tragedia e stasera alle 20:30 veglia di preghiera con il patriarca. Il racconto del ristoratore kosovaro che ha assistito alla tremenda scena e ha salvato 2 bimbi dal bus della morte. Molta gente invece di aiutare scattava foto, dice. Bus di linea a fuoco, paura questa mattina, piove di sacco, l'autista riesce a domare il rogo e salva 50 studenti. Il ritorno delle spoglie mortali di Papa Pio X, attesa quasi finita. Domani l'urna arriverà a Treviso, il giorno dopo messa solenne in Duomo e il trasferimento a Riese. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la strage del bus a Mestre, sono state identificate tutte e 21 le vittime, tra queste vi è un'intera famiglia di rumeni trasferita da diversi anni in Germania. Intanto le condizioni del giovane neosposo 24enne migliorano, ha lasciato la terapia intensiva per essere trasferito nel reparto di chirurgia di Mirano. Mamma, papà e 2 bambine, 8 e 13 anni, Mirce, Michaela, Aurora e Giorgiana, Ogrezzanu, le bambine. La tragedia del pullman di Mestre, precipitato dal cavalcavia, ha spazzato via un'intera famiglia. Rumeni, ma da tanti anni immigrati in Germania, dove avevano residenza per cercare una vita migliore. Ora dopo ora si ricompone il puzzle delle storie dell'incidente del 3 di ottobre, dai nomi registrati al camping ai primi contatti con le ambasciate. Sono state le autorità diplomatiche romene a prendere contatto con quelle italiane, non tedeschi dunque, ma rumeni. Di quella famiglia oggi non resta più nulla. La tragedia della morte che si mischia a quella della vita. Marco, neosposo a 25 anni, non vedrà mai il figlio che Antonella portava in grembo e che nello schianto del mezzo a terra è morto con lei. Un futuro come quello che Lucy, giovane ventenne tedesca, studentessa di ingegneria dei sistemi a Strasburgo, aveva sognato con Siddhartha, 28 anni, 2 lauree in tasca, biologia e psicologia, stava studiando ingegneria informatica. A Treviso migliorano le condizioni dei 2 fratellini, la piccola Emilia Berger ha solo 3 anni. Al suo rientro a casa non troveranno però mamma Helen, perché lei non ce l'ha fatta. È stato papà Walter, ora intubato in ospedale, a proteggerla dal colpo prima e dal fuoco poi. Chi ha perso il papà è invece la piccola Anastasia, che sta lottando in queste ore al centro grandi ustioni dell'ospedale di Padova. Mamma Caterina è intubata, diverse fratture, ma ce la farà. C'è la famiglia ucraina dei Morozova, che ha perso la figlia, il tedesco 28enne che ha perso il figlio e la compagna, gli ucraini che hanno perso 2 familiari. A tutti, tranne la coppia di spagnoli ricoverati tra Padova e Treviso, la tragedia di Mestre ha strappato un familiare. Per tutti la vita non potrà essere più la stessa. Anche per questo il sostegno psicologico che ha assicurato H24 è stato immediatamente attivato. L'obiettivo è questo, di cercare di ridare la pensabilità e la possibilità di una continuità esistenziale dopo un evento di questo tipo. Si parla spesso di continuità assistenziale. L'intervento psicologico in queste situazioni cerca di dare una continuità esistenziale, la possibilità di pensarsi in un futuro possibile e necessario, nonostante la situazione disperata e disperante in cui ci si può sentire in quel momento. Ed ora gli aggiornamenti sulle condizioni di salute dei feriti della tragedia di Mestre. La situazione è sempre critica, è sempre molto grave, quindi una prognosi riservata. Però insomma il fatto di poter sviluppare il percorso di cura dal nostro punto di vista è un segnale che ci dà qualche piccola speranza. Un piccolo filo di speranza per la piccola ucraina di 4 anni ricoverata in terapia intensiva a Padova, la ferita più grave della tragedia del bus precipitato a Mestre. Le sue condizioni restano comunque gravissime e la prognosi è riservata. Siamo ancora all'interno di una fase molto acuta,
l'equipe, quindi le equipe chirurgiche e noi intensivisti, insomma, stiamo facendo il possibile per mantenere e stabilizzare le funzioni vitali della bambina. Seguita 24 ore su 24 dagli infermieri e dai medici che non la lasciano sola un istante, la piccola, oltre ad ustioni estese e profonde, ha traumi da schiacciamento. Un quadro clinico simile a quello delle altre due donne, una 29enne ucraina e una 52enne spagnola, ricoverate in terapia intensiva a Padova e seguite dal centro grandi ustionati. Sono ustioni impegnative per la loro estensione e quindi richiedono dei trattamenti importanti, frequenti, anche soprattutto appunto chirurgici. Oltre al danno diretto da ustioni ci sono anche degli effetti dovuti al trauma da caduta. Il percorso chirurgico però è già iniziato. Sì, è iniziato il percorso chirurgico e procediamo contemporaneamente nella stabilizzazione, nella gestione delle funzioni vitali e nel trattamento chirurgico. Negli altri ospedali veneti ci sono gli altri 12 feriti. A Milano migliorano le condizioni del 28enne croato che ha perso la moglie incinta, così come ad Olo è uscita dalla terapia intensiva la 24enne studentessa francese che invece ha perso il fidanzato tedesco. All'ospedale All'Angelo di Mestre restano ricoverati 5 pazienti, 3 ucraini di 43, 40 e 39 anni, 2 tedeschi di 27 e 28 anni, uno in condizioni critiche, gli altri 4 sono in via di miglioramento. Al Cafoncello di Treviso restano ricoverati 2 fratellini tedeschi di 4 e 13 anni insieme al loro papà di 33 anni, un 50enne spagnolo, marito della donna ricoverata a Padova, e la mamma della piccola ucraina, sempre ricoverata a Padova. Ecco, proprio all'ospedale Cafoncello, dove sono ricoverati i 2 fratellini, l'ambasciata tedesca ha organizzato una delegazione che si è recata appunto in ospedale. Sentiamo. È una presenza continua di autorità straniere e familiari al Cafoncello di Treviso per i feriti dello schianto del cavalcavia di Mestre. Ieri il passaggio della delegazione organizzata direttamente dall'ambasciata tedesca a Roma ai fratellini di 4 e 13 anni rimasti orfani della mamma deceduta all'interno del bus. Ha voluto appunto conoscere le condizioni degli assistiti che noi abbiamo, gli assistiti, i ragazzi della Germania. Si è informato, ha detto che ha dato la sua massima disponibilità ad aiutare per quello che serviva e ci ha ringraziato soprattutto il nostro personale che è stato straordinario perché è riuscito ovviamente a dare una risposta immediata dal punto di vista sanitario. Delegazione che è in stretto contatto con i sanitari anche per il 33enne papà in condizioni stabili ma ancora incoscienti in terapia intensiva nell'ospedale trevigiano. Sono arrivati altri parenti, conoscenti, ambasciate per gli altri ricoverati? Guardi, ci riferisce la questura che dovrebbero arrivare anche l'ambasciatore spagnolo e i parenti, e quindi noi abbiamo messo a disposizione ovviamente la direzione medica, i nostri responsabili di unità operativa e lo psicologo che può servire per supportare le persone che arriveranno. Direttore che sulla presunta iniziativa di raccolta vestiario per i 2 piccoli ricoverati sottolinea con forza. Chiedo a tutti di non, lo so che la cosa può sembrare, ecco, come dire, mi do da fare per qualcuno che ha bisogno, però credeteci, abbiamo dato già come ospedale, come regione, la massima disponibilità a dare risposte di qualsiasi tipo per i minori e anche per i ricoverati, per cui assolutamente evitate di fare questi messaggi che creano solo confusione, perché la situazione è sotto controllo e stiamo rispondendo a qualsiasi tipo di esigenza. Dal Cafoncello all'ospedale All'Angelo per i dettagli sui feriti ricoverati a Mestre. Tutte le 21 salme non più sotto l'autorità giudiziaria attualmente custodite all'ospedale di Mestre in attesa del rimpatrio. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi segue personalmente questa vicenda anche nel prosieguo dei momenti della tragedia e quindi si fa fatica, dicevo, a creare tutte le condizioni per rasserenare questo contesto in cui le salme devono essere rimpatriate. Questo è il nostro compito in questo momento. All'Angelo 5 i feriti della tragedia del bus, di cui 3 in rianimazione e 2 in reparto. Ma una paziente è stata trasferita per pertinenza del centro grandi ustioni a Padova, quindi sono 3. Di questi 3 pazienti solamente una paziente è in condizioni critiche, pur instabilità, però rispetto alle altre 2 è sicuramente una prognosi più riservata.
E poi ci sono un ferito ad Oli e uno a Milano. A Mestre, in visita ai feriti, anche il console generale ucraino Andriy Kartish racconta come di 3 nuclei familiari composti da 8 persone ne siano rimasti soltanto 3. Tutti scampati dai territori di guerra di Kiev e del Donetsk, avevano trovato riparo come rifugiati in Croazia. Da qui erano partiti per una gita a Venezia di un paio di giorni, da dove avrebbero dovuto fare rientro il giorno seguente la strage del bus. Ieri, questi giorni, abbiamo parlato con un parente di una vittima, una cittadina che è morta, e proprio al momento del nostro conversazione al telefono è cominciato il bombardamento. In Ucraina, sì, in Ucraina, e lei era caduta. 9 morti di nazionalità ucraina, di cui un'intera famiglia sterminata, la bimba di 1 anno e mezzo, i nonni, la mamma, solo il padre sopravvissuto, ma ancora non sa di aver perso tutti i suoi veri più grandi. Nei suoi occhi che cosa è rimasto impresso in questi giorni di queste persone in cura da voi? Allora, io ero presente nel momento in cui è avvenuto il grande arrivo dei pazienti e c'era chiaramente una situazione di grosso stress per questi pazienti. Per quelli che abbiamo dovuto rianimare, chiaramente era una pertinenza più nostra, il paziente non aveva una coscienza di quello che succedeva. Chiaramente noi siamo abituati a gestire momenti così critici, però ogni volta è un momento di grossa tragicità. Ed ora il punto sulle indagini con il procuratore Bruno Cherchi, dall'autopsia sul corpo dell'autista alla perizia sul buco nero del guardrail. L'autopsia è stata disposta, verrà fatta tra oggi e domani, i risultati non saranno immediati perché sono necessari esami di laboratorio e quindi appena si saprà qualcosa di definitivo e di chiaro, senz'altro su questa cosa verrà data opportuna comunicazione. In attesa dunque dell'esito autoptico sul corpo dell'autista quarantenne Alberto Rizzotto, sono state identificate le vittime del tragico incidente avvenuto mercoledì sera sul cavalcavia di Mestre, 21 i morti, 15 i feriti. Le vittime sono state tutte identificate a stamattina, quindi a poche ore fa, e quindi per quanto ci riguarda abbiamo restituito le salme alle famiglie e quindi alle autorità amministrative che si occuperanno del rimpatrio. Questa era la priorità, ha ribadito Cherchi. Ora si pensa alle scatole nere, soprattutto a quel buco sul guardrail che sarà esaminato non appena si troveranno i tecnici idonei, dice. È sempre sotto sequestro, stiamo valutando l'ipotesi di fare una consulenza per valutare come era la situazione di fatto. Intanto, tra chi conosce bene gli autobus, la strada e soprattutto Rizzotto, definito scrupoloso e competente, sorgono dubbi sul fatto che prima di precipitare potrebbe aver incontrato un ostacolo sulla sua strada e proprio per evitarlo avrebbe sterzato. Un ostacolo luminoso, dice qualcuno, come questo. Nel frattempo, gli inquirenti continuano a cercare di reperire informazioni dai feriti. Il problema è la situazione fisica e soggettiva in cui si trovano gran parte di quelli che sono ancora negli ospedali del Veneto. Sono situazioni molto gravi, ripeto, sia da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista psicologico, quindi dobbiamo valutare anche con un po' di equilibrio umano, prima ancora che giuridico, come sentirli, se sentirli e quando sentirli. E nella strage del bus, storie di vita che si intersecano, abbiamo sentito quella delle vittime, ma ci sono anche degli eroi in questa vicenda, come Bucai, kosovaro, da ex clandestino a soccorritore, ha messo in salvo i 2 fratellini tedeschi che ora sono ricoverati a Treviso. La barella, per favore, c'è la bambina. Il suo destino diceva che lei doveva arrivare qui da clandestino per poi mettere in salvo dopo 25 anni 2 vite, quelle di 2 fratellini. Cioè, ripeto, io vengo da un paese dove abbiamo vissuto la guerra, che è stato tanti morti, che abbiamo perso anche dei parenti. So cosa vuol dire salvare una vita, una vittima, e quindi
da lì ho corso. La corsa verso il bus appena caduto e prima che prendesse fuoco, le luci blu quasi accecanti, il suono delle sirene e la voce ansimante. E sono 50 dentro che stanno morendo. E quella di Bukay Buyar, tra i primissimi soccorritori, ha appena messo in salvo i 2 fratellini tedeschi, Oliver, 13 anni, con la sorellina Emilia, 4 anni appena, nella foto dopo la tragedia, con le gambe completamente avvolte in quella del fratello, in cerca di protezione. La barella, per favore, c'è la bambina. Sentivo dei urli, sentivo che piangevano, eccetera. E lì ho visto questi 2 bambini che ho cercato di mettere da parte, che piangevano, che chiedevano sempre la mamma. Ma i 2 fratellini non sanno di essere sopravvissuti alla mamma morta nell'incidente, con il papà di 33 anni sempre in terapia intensiva. Secondo Bukay, tante vittime si sarebbero potute salvare se soltanto ognuno tra i presenti avesse fatto la sua parte, invece di restare nella staticità di spettatori di morte. Dal posto dell'incidente a indietro di 30 metri c'erano tante persone che facevano il video e foto che io chiamavo l'aiuto, venite a aiutarmi, venite a darmi una mano, nessuno. Bukay, kosovaro, da genitore qual è, vedendo i 2 fratellini tedeschi soli, feriti e sanguinanti, ha subito pensato ai suoi 4 figli. Mi sembravano come fossero i miei bambini. Appena sarà possibile, dice, vorrebbe riabbracciarli, il suo appello. Spero che mi fanno entrare, o perlomeno prima di portare il loro paese vorrei rincontrarli e salutarli. Una veglia di preghiera per le vittime e i feriti nell'incidente dell'autobus è stata organizzata per questa sera dal Patriarcato di Venezia nella chiesa del Sacro Cuore in via Leardi a Mestre, nei pressi della stazione ferroviaria. Ci raccoglieremo in preghiera, informa una nota, per le vittime della tragedia che ha colpito la nostra città e il nostro territorio. La veglia sarà presieduta dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia. E ci spostiamo ora nel Padovano perché questa mattina un bus di linea a Piove di Sacco ha preso fuoco. Il conducente è riuscito a domare il rogo e a mettere in salvo i 50 passeggeri. Momenti di paura questa mattina in un autobus del trasporto pubblico locale di Bus Italia lungo la tratta di Piove di Sacco alla fermata vicino ad un istituto tecnico in via Breda. L'autista si è accorto del fumo e delle fiamme che all'improvviso uscivano dalla parte posteriore del mezzo. Si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto anche la polizia stradale che insieme all'autista è riuscita a domare il rogo con gli estintori in dotazione. Le fiamme dovrebbero essere divampate a causa di un guasto tecnico al motore. Allertati anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo. Nessun ferito tra i 50 passeggeri, tutti studenti che sono stati dirottati su un altro mezzo. Per Bus Italia si conferma un periodo nero visto la carenza di autisti e i numerosi disservizi nelle corse. Un ciclista di 60 anni, Federico Volpin di Noale, è stato investito oggi nella tarda mattinata da un'auto mentre stava per attraversare la strada brentana ad Olo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elisoccorso da Padova. I sanitari, dopo aver cercato di rianimarlo sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Alla polizia locale sono aspettati i rilievi per fare chiarezza sull'esatta dinamica dello schianto. Linea alla regia ora per la pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Il ritorno delle spoglie mortali di Papa Pio X, attesa quasi finita. Eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale del Veneto. Domani l'urna di Papa Sarto arriverà a Treviso il giorno dopo la messa solenne in Duomo ed il trasferimento a Riese. Grande attesa alla vigilia dell'arrivo di Papa Pio X in occasione dei 120 anni dalle elezioni al soglio pontificio. Le sue spoglie verranno accolte domani in Duomo a Treviso alle 15 a seguito della Peregrinatio Corporis direttamente dalla Basilica di San Pietro. Sono previste modifiche alla viabilità e restrizioni in tutta l'area di Piazza Duomo, coinvolte anche Borgo Cavour e Viale d'Alviano.
Nella giornata di sabato verrà celebrata la Santa Messa del Patriarca Francesco Moraglia, con la presenza dei vescovi del Triveneto, e sarà trasmessa in diretta su Antenna 3 a partire dalle 10:30. Nel pomeriggio le sue spoglie saranno condotte a Riese nel santuario della Madonna delle Cendrole. Una giornata, quella di sabato, che si concluderà con la veglia dei giovani della diocesi nel santuario, in presenza del vescovo di Treviso Michele Tomasi, e che sarà trasmessa in diretta dalle 21:15. Da domenica 7 a sabato 14 inizierà la settimana in cui per chiunque sarà possibile far visita al Pontefice. È prevista anche una fiaccolata lungo il sentiero che porta il suo nome martedì 10 ottobre. Un altro momento di emozione che vi trasmetteremo in diretta sempre dalle 21:15. Sono trascorsi 60 anni dalla notte del 9 ottobre del 1963, quando si è consumata la tragedia del Vajont. Numerose comunità distrutte, migliaia di persone hanno perso la vita. Anche quest'anno Antenna 3 ha deciso di ricordare il disastro che ha segnato non solo il Veneto ma l'Italia intera, con una serie di appuntamenti a partire da domenica 8 ottobre con il documentario L'eco del fango, a seguire lunedì 9 ottobre la diretta dalle 8:45. Seguiremo la messa in suffragio delle vittime dalla chiesa parrocchiale di Erto e l'omaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella al cimitero di Fortonia. Per concludere poi alle 21:15 andrà in onda una puntata speciale di Ring con le testimonianze dei sopravvissuti in diretta dalla diga del Vajont. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre al nostro meteo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo. L'anticiclone si rafforza ulteriormente sul nostro territorio. Il tempo si mantiene buono, una sorta di estate nel cuore dell'autunno. Vediamo il dettaglio dunque di venerdì 6 ottobre. Sul Veneto in questa giornata prevarrà il sole, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo con delle nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge. Temperature oltre la media stagionale, minime sui 10-16 gradi, massime tra 22 e 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà ampiamente soleggiato con cielo sereno, poi in giornata poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo ben poche novità. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato, con alcune nubi in transito e con temperature piuttosto miti per il periodo. Minime infatti comprese tra 12 e 13 gradi, massime sui 25-26 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.